Assessore Vito, oggi Gorizia ha ospitato un importante convegno internazionale sullo spazio alpino in vista di Expo 2015 di Milano. Sì, è stato un appuntamento molto importante, anche qualificato, con degli interventi anche da parte del Ministero dell'Ambiente, e per noi sicuramente è motivo di orgoglio ospitarlo in regione, a Gorizia, e dare visibilità anche a questo territorio. È evidente che l'Expo 2015 sia una grandissima opportunità e la regione si sta organizzando per fare la propria parte, cercando insieme agli enti locali e al territorio veramente di valorizzare quelle che sono le eccellenze di questa regione, che in termini di qualità penso proprio che abbia molto da dire. Al direttore delle relazioni istituzionali di Expo 2015, Alberto Mina, chiediamo quali opportunità ci sono per le regioni in vista di Expo, di questa grande manifestazione milanese. Le regioni hanno, tutte le regioni d'Italia, uno spazio in quello che sarà il cuore espositivo dell'Esposizione Universale, che è Padiglione Italia. Uno spazio per promuovere se stesse, per raccontare se stesse e incontrare i 20 milioni di visitatori che passeranno. In secondo luogo, il Padiglione Italia è la piattaforma di relazione con gli altri paesi. Ciascuna regione potrà, con le sue strutture di rappresentanza, costruire nei 6 mesi dell'Esposizione Universale incontri mirati con delegazioni dei governi, degli enti, delle istituzioni degli altri paesi che saranno presenti. Da ultimo, Padiglione Italia sarà la porta perché i 20 milioni di visitatori e le numerose delegazioni possano essere attratte a trascorrere parte del loro soggiorno italiano nelle regioni d'Italia, e quindi ciascuna regione avrà la possibilità di giocare la propria opportunità di luogo attrattivo per i visitatori di Expo. Direttore Clini, lei oggi ha lanciato a Gorizia la proposta di un marchio di qualità per lo spazio alpino. Le Alpi sono nel cuore dell'Europa, insieme un concentrato di storia, di cultura, di ambiente, di risorse intellettuali, di tradizioni. E tutto questo insieme si traduce poi in prodotti. Pensando a Expo e pensando che il tema di Expo è soprattutto sull'alimentazione, le Alpi possono essere rappresentate con un marchio di qualità che leghi il prodotto alimentare, qualunque esso sia, con l'ambiente nel quale questo prodotto viene coltivato, raccolto. Un ambiente che è fatto di foreste, che è fatto di alpeggi, che è fatto di acqua pulita, di aria pulita, un ambiente che perciò rappresenta un valore aggiunto per il prodotto. Allora, avere un marchio di qualità delle Alpi vuol dire offrire ai consumatori europei, ma ai consumatori di tutto il mondo, una immagine di qualità e di sostenibilità che dà molta competitività. Se voi pensate che nei mercati europei oggi, nonostante la crisi, aumenta la vendita di prodotti che hanno un marchio di qualità ambientale, ci rendiamo conto quale può essere il valore aggiunto di un marchio di qualità delle Alpi che contraddistingua i prodotti di questa grande regione.